Buonasera a tutti, un saluto particolare ai padroni di casa, ai ragazzi del forum Giovani per Fare. Rieccoci qua dopo la pausa per il congresso di Fare per fermare il declino, congresso che ha visto riconfermare Michele Boldrin e la nomina per acclamazione di Santo Versace a presidente dell'Assemblea nazionale. Torniamo con il nostro consueto settimanale appuntamento ormai con il forum più fattivo e con la diretta più fattiva e liberale d'Italia. E tra l'altro abbiamo anche scoperto che i nostri streaming portano fortuna ai nostri ospiti. Infatti probabilmente avrete sentito tutti la notizia della nomina di Carlo Stagnaro a consulente del Ministro per lo Sviluppo Economico, del Ministro Guidi. Speriamo che anche per l'ospite di stasera possa essere di buon auspicio questa diretta. L'ospite di stasera è un ospite anche lui di altissimo profilo, è nato a Milano, laureato in Bocconi, sotto la supervisione del professor Mario Monti, dottorato a Chicago in economia, lavori di ricerca all'MIT e adesso insegna alla New York University. Interessi di ricerca in economia matematica, finanza, sociologia e teoria delle decisioni, editorialista prima per La Stampa e adesso per il quotidiano La Repubblica, è tra i redattori e fondatori del blog che noi tutti conosciamo, Noise from America. Stasera è qui con noi il professor Alberto Bisin. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Gli applausi qua sono solo virtuali, se li deve immaginare. Va bene, nessun problema. Sì, spero anch'io che mi porti fortuna, non ho nessuna, come dire, velleità di incarichi istituzionali. Va bene, grazie lo stesso. Va bene così, non si sa mai. Allora, io partirei subito con due domande molto di attualità e poi mentre raccogliamo le domande sul primo argomento che tratteremo, che è l'Europa, partiamo invece con due domande di attualità. La prima è d'obbligo, dicevamo appunto la nomina di Carlo Stagnaro a consulente del ministro Guidi. Come valuta questo segnale a livello politico? Lo ritiene un buon auspicio per concreti passi avanti anche nella strada delle liberalizzazioni? Sì, non c'è dubbio, cioè è un ottimo segnale. Diciamo, questo governo sta mandando segnali molto contrastanti. Questo indiscutibilmente è un ottimo segnale. Carlo è una persona preparatissima, è una persona estremamente solida, decisa, pragmatico, diciamo, mi sembra la persona giusta, nel senso non è il tipo di persona troppo campata per aria, è uno che sa anche far politica, sa quello che deve sapere, è uno dei maggiori esperti d'Italia di liberalizzazione di questo tipo di questioni, meraviglioso, cioè devo dire non mi sarei mai aspettato l'avessero chiamato, sono felice che l'abbiano fatto. Speriamo gli diano spazio, insomma. Invece ho visto oggi, stalkerandola un po' su Facebook, che è meno felice chiamiamola marcia indietro del Premier Renzi sul piano proposto da Cottarelli di tagli. Insomma, rispetto agli entusiasmi iniziali sembra che stia rivedendo appunto tutti i tagli previsti. Sì, io l'ho trovata un'uscita veramente, veramente sfortunata, nel senso che quella come in tutte le famiglie, poi la mamma e il papà decidono cosa tagliare. Quella lì, a parte che, diciamo, anche dal punto di vista mediatico, Renzi ha fatto un passo falso. Mi sembra una meraviglia. Ma comunque, diciamo, l'idea di fare marcia indietro su un progetto di questo tipo, che peraltro, da quello che capisco, io ho visto solo gli slides, però da quello che capisco mi è parso un lavoro molto ben fatto, quello di Cottarelli. Il fare marcia indietro è un segnale drammatico, perché vuol dire, io l'ho interpretato davvero molto negativamente, perché vuol dire che ovviamente ha avuto pressioni, e le pressioni le comprendiamo, il fatto che lui abbia ricevuto una telefonata da Camusso, da non so chi, che dice questa cosa ci spaventa, non mi sarei stupito se lui avesse risposto alla telefonata dicendo non preoccuparti. Però che l'abbia fatto pubblicamente, che abbia detto pubblicamente non preoccupatevi, non facciamo questa cosa, vuol dire, è un segnale di enorme debolezza. Io l'ho interpretato un pochino come il segnale che aveva dato Giarda quando, Giarda che era ministro, non mi ricordo a che cosa, ma comunque era la persona che si occupava della spending review sotto Monti. Dopo un po' di spinte Giarda ha detto vabbè, insomma, non è che vi potete aspettare granché, qui si tratta di qualche centinaio di milioni, non di più.
quello secondo me è stato il momento in cui è crollato tutto, perché è stato chiaro che Monti non aveva spazio. E qui mi sembra un po' la stessa cosa, spero di sbagliarmi, insomma, però sono un po' la stessa cosa. Quando si è arrivati a toccare gli interessi cruciali, ha fatto La subito politica alza le sue palizzate e ha fatto schiaccia marcia anche indietro e l'ha fatto politici. pubblicamente. Fare marcia indietro è una cosa, farlo pubblicamente veramente fa un po' paura, perché dà un segnale di debolezza, Sì. significa non posso fare altro. E quindi questo l'ho visto molto male, devo dire. Perfetto. Entriamo allora nel vivo dell'intervista, come da scaletta che vi abbiamo presentato a tutti quelli che ci stanno, a tutte le persone che ci stanno seguendo su Facebook in questi giorni. Primo argomento, l'Europa. Sì. Entrerei subito nel vivo dell'argomento chiedendo al professor Bisin quali interventi consiglierebbe per riavviare la crescita in Europa, in particolare nei paesi del sud, tagli della spesa a parte. Sì, dunque, la crescita, permettetemi di fare un attimo l'accademico e faccio un attimo un passo indietro. Diciamo, la crescita quasi per definizione è un fenomeno di offerta, cioè le variazioni di domanda sono variazioni, diciamo, a frequenze di business cycle. La crescita è una cosa di lungo periodo, in Italia sono 20 anni che non si cresce, la crescita, quando si pensa a crescita in generale si pensa a lungo periodo. E in questo contesto quindi è una questione ovviamente di offerta. Quindi, in generale l'altro elemento fondamentale, diciamo, è che la crescita tipicamente, nel medio-lungo termine, la crescita dipende da quello che gli economisti chiamano produttività totale dei fattori, che è, diciamo, una misura generale della produttività del paese, non necessariamente né del capitale né del lavoro, ma della produttività generale. Questo è dove i paesi del sud sono, diciamo, efficienti da tutti i punti di vista. L'Italia in particolare, ma anche la Spagna, ma anche la Francia, ovviamente Grecia e Portogallo. Questa è la questione. Purtroppo la difficoltà di questo, diciamo, la premessa è dovuta per dire che non c'è uno switch per la produttività totale dei fattori, dipende da 1 miliardo di cose, dipende dallo stato dell'educazione, dell'istruzione, voglio dire, dipende dai trasporti, dipende dai costi dell'energia, dipende dalle norme sociali del paese, dipende da così tante cose che diciamo, non vedo in un certo senso come si possa intervenire. È una questione di direttamente cosa l'Europa può fare. L'unica cosa che l'Europa può fare è in qualche modo cercare di come dire, incentivare gli investimenti. Ovviamente incentivare gli investimenti non significa gli investimenti pubblici o non solo gli investimenti pubblici che tipicamente come dire, il pubblico fa non sempre bene, significa incentivare gli investimenti privati. Ci sono investimenti pubblici che vanno fatti e che è giusto che l'Europa faccia e che anzi faccia di più, però ovviamente la questione sono gli investimenti privati e quindi si finisce per ritornare sul permettere la mobilità dei fattori, capitali, fare quello che stanno cercando di fare sulle banche, l'unione bancaria, eccetera, è fondamentale perché non c'è crescita senza un mercato finanziario efficiente. E in generale in Europa il mercato non lo è. Questa è una delle cose che non è solo nel sud Europa, anche nel nord Europa i mercati finanziari non sono particolarmente efficienti. E quindi quella è una buona cosa, cioè intervenire sui mercati finanziari è una cosa ottima. Per il resto c'è relativamente poco da fare. Insomma, appunto, bisogna invece tornare ai tagli, bisogna cercare di sviluppare risorse in modo che il privato possa investire. Quindi innovazione. Il problema scusa, ti lascio giù. Il problema di questa cosa è se uno dice istruzione e innovazione, si pensa immediatamente agli interventi pubblici in istruzione e innovazione. Quello non è il punto, quello non è il problema. Cioè, innovazione è fondamentale per la crescita, ma l'idea che come dire, la comunità europea, con una struttura immensa struttura burocratica che abbia, si occupi direttamente di innovazione, non è la strategia giusta. La questione è liberare risorse, insomma, perché vengano investite in innovazione. Ecco, tra questi possibili interventi, queste innovazioni, un federalismo fiscale europeo efficiente potrebbe agevolare questi, anche attrarre investimenti, stimolare gli investimenti anche privati? Assolutamente, questo è assolutamente fondamentale. Per i paesi del sud è assolutamente fondamentale. Stiamo rischiando, proprio appunto, dal punto di vista fiscale, stiamo rischiando, diciamo, noi paesi del sud Europa, di fare la stessa fine che il sud Italia fa rispetto all'Italia, cioè di
di aspettare interventi dal nord, di continuamente... Una mentalità assistenzialista, insomma. Una mentalità un po' assistenzialista, e rischiamo di far così. Purtroppo tutti i governi fino ad oggi hanno fatto questo, cioè sono andati a elemosinare supporto, e nel breve periodo è anche plausibile che non ci sia altro da fare, insomma, però nel medio-lungo periodo questo non ha nessuna funzione. Ritorniamo a quello che dicevamo prima, cioè la crescita non si fa sulla domanda, si fa sull'offerta. Certo. Quindi significa attrarre investimenti dall'estero, che in Italia sono quasi completamente bloccati, significa attrarre capitale umano dall'estero, che anche questo in Italia non esiste, in Francia un po' di più, ma insomma. Significa riuscire a fare questo, e per farlo bisogna, anche ad esempio nel campo dell'istruzione, bisogna liberalizzare un pochino i meccanismi, perché studiosi stranieri o anche studenti stranieri difficilmente vengono in Italia, perché ci sono ogni sorta di lacci, lacciuoli, incluso salari, capti salari, cose di questo tipo, che rendono, in molte discipline, non in tutte, ci mancherebbe, però in molte discipline rendono assolutamente impossibile. Ecco, appunto, parlava anche dell'attrazione di capitale umano. Il mercato del lavoro in Europa non è lontano dall'essere un mercato pienamente libero e efficiente, questo è sotto gli occhi di tutti. Pensa che le distorsioni del mercato si possano migliorare, si possano eliminare cambiando l'attuale struttura delle migrazioni intraeuropee? Possa essere un problema proprio di flussi o di regulation, secondo lei? Ma io non credo che sia, onestamente non so quali siano le regolamentazioni sui flussi di capitale umano. Io, diciamo, quello che vedo è flussi in uscita, ad esempio, flussi in uscita dall'Italia continuamente. Purtroppo da quando io sono andato all'estero dopo, diciamo, l'università in Bocconi, una cosa che è cambiata drammaticamente è che è pieno di ragazzi italiani che vanno all'estero prima, cioè che vanno all'estero subito dopo i 3 anni, o addirittura a fare all'estero i 3 anni. Questo è una cosa, come dire, è un segnale di mancanza di fiducia nelle strutture educative italiane, molto grave. L'arrivo da fuori, perché gente possa arrivare da fuori c'è bisogno di finanziamenti, ma per avere finanziamenti il problema in Italia è che quando si pensa a finanziamenti si pensa, come dire, alzare i salari a tutti. In Italia, come in tutti i paesi del mondo, fra i professori universitari c'è tutto sommato solo una piccola proporzione, una piccola frazione di gente che fa ricerca a livello, primo che fa ricerca e poi che fa ricerca a livelli elevati. Se vogliamo, queste persone tendenzialmente sono molto poco remunerate, sia da un punto di vista proprio finanziario, ma anche in termini di laboratori, istituzioni, facilità nell'attrarre appunto coautori, istituti di ricerca. Tutte queste cose non funzionano. Ovviamente il modo per farlo è passare risorse da quella parte dell'università che non produce ricerca, produce insegnamento, che va benissimo, cioè non c'è niente di male a produrre insegnamento, ma da quella parte però l'Italia credo sia uno dei pochi paesi al mondo in cui chi produce insegnamento e chi produce ricerca è, come dire, pagato allo stesso modo e ha le stesse, come dire, strutture istituzionali, no? Per cui in alcuni campi dove ancora si usa la matita questo forse non cambia più di tanto. No, i matematici in Italia sono certamente come dire, più vicini al resto del mondo di quanto non lo siano gli economisti o insomma, altre discipline, o anche le scienze dure, quelle che usano i laboratori. Quindi la questione è quella, la questione è passare risorse da chi produce solo insegnamento a chi produce insegnamento e ricerca. In quel momento, quando ci sono risorse, quando le persone che producono ricerca hanno risorse, potranno anche attrarre coautori e persone dall'estero, perché avranno risorse per attrarli. In questo momento lo fanno tutti, lo fa anche la Spagna, lo fa la Francia, lo fa in maniera immensa l'Inghilterra. Noi non ci riusciamo, ovviamente gli Stati Uniti e altri paesi, lo fa l'Australia, lo fanno in tanti, noi assolutamente non ci riusciamo. Probabilmente è anche un problema di meritocrazia e competitività all'interno tra i vari atenei che manca per un sistema proprio italiano. Fra gli atenei, sono d'accordo, ma non è solo fra gli atenei, è proprio all'interno, cioè non c'è, come dire, non c'è un rifiuto, c'è stato, l'abbiamo visto, insomma, un rifiuto completo di ogni forma di valutazione,
E quindi cioè, la meritocrazia non può esistere senza valutazione, ovviamente, per cui è molto difficile far passare meccanismi di valutazione che ovviamente sono imperfetti per definizione, ma una cosa è decidere chi è il numero uno e il numero due. In questo caso, intanto, la decisione è molto soggettiva, e poi, ovviamente, in questo caso, metodi di valutazione invece più oggettivi, tipo citazioni, eccetera, sono molto noisy, insomma, non funzionano. Decidere fra chi è in grado di produrre ricerca a livello internazionale e chi invece scrive sul bollettino della parrocchia, questo è molto facile. E purtroppo la decisione fondamentale è questa, perché, e ribadisco, non è una cosa italiana, come in tutti i paesi. Sì, sì, è Insegna, negli Stati Uniti c'è chi insegna ai community colleges e chi insegna nelle grandi università. Ovviamente il rapporto salariale fra queste persone è, non so, da 1 a 10, non deve essere lo stesso, basterebbe che fosse da 1 a 3 e si potrebbe immediatamente liberare risorse per quell'uno. Certo, senza che nessuno si debba sentire svilito. Passiamo a una domanda un po' più tecnica invece, le do modo di fare il professore. Riguardo alla politica monetaria, crede che la semplice osservazione del rapporto tra tasso di disoccupazione e variazione del tasso di inflazione corrisponda a una visione poco moderna, soprattutto considerando il lungo periodo, questo per cercare di spiegare la relazione tra inflazione e disoccupazione. Insomma, stiamo parlando della curva di Phillips e dei lavori di Solo e Samuelson. Si potrebbe invece, secondo lei, pensare di prendere in considerazione altri fattori come la velocità di circolazione della moneta, per esempio, o l'effetto psicologico che determina il valore di una moneta? Sarebbe un approccio più moderno o più concreto a suo modo di vedere? Ma insomma, vabbè, innanzitutto appunto mi date modo di fare il professore, ma in realtà questo non è il mio campo, diciamo, il campo in cui quindi sì, rispondo, ma ovviamente ci sono persone molto più che ne sanno molto più di me. Dunque, faccio un passo indietro, cioè il fatto che inflazione e disoccupazione siano le due variabili fondamentali per guidare la politica monetaria, credo sia, come dire, non credo che ci sia niente di antiquato o di poco moderno in questo. Sono oggettivamente le due variabili fondamentali, sono le variabili che ci importano. La stabilità dei prezzi è ritenuta fondamentale per come dire, il buon funzionamento di un'economia, e la disoccupazione è ovviamente uno dei problemi più fondamentali, invece reali, fondamentali, che un'economia possa avere. Quindi è importante che si guardi a questo. La cosa che è però più importante, secondo me, che si sta un pochino perdendo, è la politica monetaria è fatta di regole, no? C'è questa vecchia distinzione economia, o vecchia neanche tanto, ma insomma questa distinzione economia fra regole e discrezionalità. È assolutamente fondamentale che la politica monetaria sia fatta di regole. Perché? Perché è molto facile intervenire discrezionalmente e fare, come dire, del bene nel momento immediato e fare un gran casino dopo. Questa è la cosa assolutamente più importante. Questa è una delle cose che hanno fatto molto paura in questa crisi, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti, perché, diciamo, data la gravità della crisi, le banche centrali, che ormai dalla fine anni 70 essenzialmente funzionavano con un sistema di regole che ci aveva permesso stabilità monetaria come dire, molto elevata e anche una crescita economica in molti di questi paesi seria e solida, o comunque non c'era un rapporto di causa, ma che aveva permesso a quei fattori che causano la crescita di avere i propri effetti. Se appunto, diciamo, dalla fine anni 70 si sono usate regole ed è funzionato tutto bene, le regole tipicamente sono regole del tipo variazione della quantità di moneta o dei tassi di interesse. Rieccoci qua, è il bello della diretta, poi sapete, noi non abbiamo i rimborsi pubblici ai partiti, quindi facciamo tutto in casa con i volontari e queste cose sono più che lecite.
Stavamo parlando col professore degli interventi delle banche centrali nel post-crisi del 2008 e il professore stava appunto dicendo che non si possono al momento, non si può esprimere un giudizio sulla validità, sulla bontà o meno di questi interventi, perché non è possibile prevederne le conseguenze nel lungo periodo, se ho riassunto in maniera corretta. Certo, certo. Da questo siamo passati appunto al discorso dei derivati, nel senso che io ho lanciato la provocazione al professore dicendo forse le banche le banche centrali sono intervenute in determinati ambiti dove non era strettamente necessario intervenire e non si è intervenuti per un'efficace regolamentazione dei mercati finanziari, tant'è che la massa dei derivati, che sono stati uno degli elementi forse causali della crisi del 2008, è passata da 63 mila miliardi nel 2000 a 707 mila miliardi nel 2011, a fronte di un raddoppio del PIL mondiale da 32 mila miliardi a 63 mila miliardi. Il professore stava rispondendo a questo, prego. Sì, dunque, appunto, io credo che tu abbia ragione a dire che che la regolamentazione sui mercati finanziari ha essenzialmente fallito, diciamo, ha fallito nel proprio compito. Lo ha fatto negli Stati Uniti, in maniera particolare negli Stati Uniti nella crisi del 2007-2008. E purtroppo anche le nuove regolamentazioni finanziarie non mi pare che vadano nella giusta direzione e comunque non ci vanno abbastanza. Detto questo, la questione dei derivati è un pochino diversa a mio parere, cioè non credo che abbia particolarmente senso confrontare, come dire, l'ammontare dei derivati che sono uno stock con un flusso che è il PIL. Non solo per la questione di stock e flussi, cioè i numeri che hai dato vanno bene per spiegare una questione fondamentale. Che Era per dare una proporzione più che altro. C'è stata un'enorme crescita dei derivati e c'è stato, e non solo dei derivati, c'è stata un'enorme crescita dell'attività finanziaria, dell'innovazione finanziaria, dello sviluppo finanziario negli Stati Uniti. Okay? Anche se vai a guardare ai numeri delle persone che lavorano in finanza, sono cresciute in maniera esorbitante. Il numero la questione dei derivati però è una cosa un pochino più è difficile, come dire, se vuoi anche misurarli, nel senso che per definizione un derivato è una posizione positiva e una posizione negativa nello stesso istante, quindi come dire, si cancellano, no? Per cui questo non vuol dire che non sia, però insomma si cancellano, ci sono molte interdipendenze, quindi è molto difficile dire quanto grande è il mercato dei derivati, cioè dare una misura, ok, si può provare a farlo, intanto l'hanno fatto, però diciamo, misurare il lato delle attività in questo modo è un pochino arbitrario, quindi è fuori discussione che ci sia un problema. Io credo però che il problema appunto non sia poi così fondamentale sui derivati, sia in realtà un problema generale dello sviluppo dell'attività finanziaria e sia in generale un problema, quello che qui chiamano too big to fail. Cioè il problema fondamentale è lo sviluppo, l'eccessivo sviluppo dei derivati e di altre attività finanziarie negli Stati Uniti è stato basato sull'idea che comunque qualunque cosa succedesse il governo sarebbe intervenuto. E infatti il governo è intervenuto. Non solo è intervenuto, ma è intervenuto veramente a difesa degli azionisti del mercato finanziario. E questo secondo me è stato un enorme errore. Io diciamo ad esempio, insomma, mi trovo molto raramente ad essere d'accordo con Krugman, non che abbia bisogno che io sia d'accordo con lui, però su questo sono assolutamente d'accordo. Il governo è intervenuto, ha generato, il governo americano è intervenuto, Bush prima, Obama dopo, ha generato un enorme azzardo morale, cioè come dire, ha realizzato quell'azzardo morale che c'era e che ha generato il problema e ha dato un segnale che quell'azzardo morale è sempre qua. Non è intervenuto sulle dimensioni delle grosse società finanziarie e non ha in nessun modo, come dire, fatto pagare il conto, no? Quando si usa sempre Goldman Sachs come esempio, mi dispiace quasi perché sembra appunto, si tende sempre a parlare di Goldman Sachs come fosse il diavolo e non è così ovviamente, ma
quando Goldman Sachs, quando il governo ha, come dire, è intervenuto in aiuto di AIG, ha comprato le attività che Goldman Sachs aveva presso AIG, le ha comprate uno a uno, e queste attività valevano, cioè ha fatto in modo che le ha pagate a Goldman Sachs come le pagasse AIG, cioè è intervenuto in aiuto certo. che ha pagato Goldman Sachs, le ha pagate uno a uno quando sul mercato valevano pochi centesimi sul dollaro. Okay? Il fatto che abbiamo deciso che il prezzo di mercato non era il prezzo rilevante, che c'era un momento di panico e di congelamento, era probabilmente vero. Il fatto che si siano pagate uno a uno è abbastanza una follia. Parte del lavoro, come dire, del rischio o del rendimento sul rischio che Goldman Sachs riceve o altre banche, come dire, banche di investimento, è proprio questo, è il fatto che può succedere un giorno, può succedere un momento di panico, quel giorno lì sei rovinato, ci devi stare attento prima. Se quel giorno lì in cui sei rovinato dicono sì vabbè però no, il prezzo di mercato non è proprio quello vero, il prezzo vero è molto più alto, è chiaro che stai coprendo il moral hazard, e quindi questo è veramente, secondo me è veramente dove il grosso problema fosse, quindi Certo. l'espansione dei derivati è venuta da lì. A questo proposito, citando l'ex ministro Tremonti, nel 2012 nel libro Uscite di sicurezza esponeva la sua proposta di separare nettamente per legge l'attività creditizia produttiva delle banche dall'attività speculativa e finanziaria per preservare il risparmio privato e il microcredito all'impresa. Pensa che è d'accordo su questa cosa, potrebbe essere una strada da perseguire o è un'alterazione del mercato? Dunque no, questo intanto non è Tremonti, questo è Volcker, cioè questa Sì, Tremonti lo riprende. è la proposta di Volcker per gli Stati Uniti, è una proposta, come dire, è un meccanismo di intervento rozzo, prima di tutto è una situazione di regolamentazione che è esistita negli Stati Uniti fino a Clinton, è stato Clinton sul consiglio di Summers a eliminare questa regolamentazione. È una regolamentazione, diciamo così, un po' rozza, però ha funzionato abbastanza bene. Probabilmente si può fare di meglio, ma certamente qualcosa di questo tipo, cioè, diciamo, si può fare di meglio, ma se non si riesce a fare di meglio, quella è certamente una via di uscita ragionevole. Insomma, ha delle inefficienze, è indiscutibilmente una sorta di intervento molto, molto rozzo, insomma, però... Ok, tornando invece all'Europa, le faccio venire un po' di orticaria, parliamo di Bagnai. sì. Cosa ne pensa della sua tesi riguardo all'assurdità dei criteri di Maastricht, che secondo l'economista impongono rigidità innaturali e catastrofiche addirittura all'economia di mercato? Sì, dunque, cerco di moderare. Sì, Siamo in fascia protetta, ci sono i bambini per all'ascolto. rispondere, esatto, è un tentativo di autocontrollo. Dunque, no, purtroppo io ho l'opinione esattamente opposta, cioè quando, diciamo, il primo punto, Bagnai spesso argomenta che l'entrata nell'euro è stato un errore. Io sono convinto che questo non sia vero, ma comunque, ma è discutibilissimo, cioè è un argomento solido, diciamo, non è un argomento solido, è una questione rilevante che non è assolutamente ovvia, è perfettamente possibile che abbia ragione. Il fatto che entrare nell'euro sia stato un errore non significa assolutamente che sia cosa buona uscirne adesso, questa è la prima cosa che voglio dire. Per quanto riguarda Maastricht, credo che il punto fosse questo, sia questo, cioè è chiaro che nel momento in cui siamo entrati nell'euro, paesi come l'Italia hanno comprato, era chiaro, era ovvio, era esplicito, era diretto, lo dicevano tutti, abbiamo comprato la reputazione di come dire, serietà monetaria della Bundesbank. Questa è l'idea, la ragione per cui siamo entrati nell'euro. Avevamo il timore che continuando ad avere una moneta indipendente l'avremmo utilizzata, avremmo stampato moneta e svalutato a ogni situazione di problema, a ogni problema, okay? Che è esattamente quello che Bagnai vorrebbe fare oggi. Okay? Siamo entrati nell'euro esattamente per legarci le mani e non fare questo. Ora, quando siamo entrati nell'euro sapevamo benissimo che, tutti quanti sapevano benissimo, che
la situazione, la differenza, diciamo, di politiche fiscali fra il Sud, in particolare l'Italia, parliamo pure dell'Italia, e la Germania, era tale per cui l'euro non sarebbe stato sostenibile, sarebbe stato difficilmente sostenibile senza un riaggiustamento fiscale. La questione monetaria era, come dire, risolta, nel senso che davamo le mani, davamo le chiavi essenzialmente alla Bundesbank. Okay? La questione fiscale no, per cui lì è dove è entrato Maastricht. Quindi l'idea è il fatto che voi abbiate, che noi abbiamo prima dato le chiavi della politica monetaria alla Bundesbank, ci ha permesso, ci permetteva, questo era il ragionamento, ci avrebbe permesso di rientrare da un punto di vista fiscale in maniera più semplice, perché non avremmo avuto attacchi alla moneta, attacchi ai titoli. Okay? Questo è esattamente quello che è avvenuto. Si possono fare discussioni su quanto della diminuzione dei tassi di interesse dall'entrata dell'euro a prima della crisi sia dovuta all'euro o sia dovuta invece a comunque un trend generale che c'era e che c'è fuori discussione. Si può discutere su questo, ma indiscutibilmente non ci sono stati attacchi ai titoli fino a quando ci sono stati 2 anni fa, quando è stato. Okay? Quindi questo ci ha permesso di rientrare fiscalmente, cioè ci ha dato lo spazio di poterlo fare. Non lo abbiamo fatto per tante ragioni. Una è che in generale per un paese come l'Italia la struttura istituzionale del paese era difficile farlo. Questa è la ragione per cui abbiamo dovuto fare tutto questo meccanismo di entrata nell'euro. La seconda ragione è stato che Maastricht, al contrario di quello che dice Bagnai, non era troppo rigida, era troppo flessibile, nel senso che o comunque lo è diventato ex post, perché Germania e Francia in particolare si sono autopermessi di uscirne, cioè di sforare i parametri, e una volta che l'hanno fatto loro noi non ci siamo sentiti più in dovere di farlo, e loro non hanno più avuto la forza di dirci dovete farlo, in un certo senso, o di dircelo con sufficiente. Quindi una volta sforato si è sforato ed è stato una danza generale. Quindi il vero problema è stato che non abbiamo sentito i vincoli dei parametri, o li abbiamo sentiti molto poco. Questo è il vero problema. Quindi in questo contesto siamo arrivati alla crisi mondiale con una situazione fiscale, finanziaria, in cui il rientro non era per nulla avvenuto, tutt'altro, e quindi ovviamente ci siamo presentati a petto nudo alla speculazione, e questo ci ha massacrati. Quindi la mia idea è esattamente l'opposto. Il problema era che non era sufficientemente rigido, o non lo è stato. Naturalmente, scusami, Bagnai anche argomenta o l'avevamo capito tutti. È chiaro, qui se noi diciamo, vabbè, abbiamo capito tutti che Maastricht non valeva, allora certo abbiamo fatto molto male a entrare nell'euro. Cioè sotto se ex ante avevamo le aspettative che Maastricht non sarebbe funzionato, entrare nell'euro era suicidio. Ok, però non lo so. Il suo ragionamento si basa sul fatto che Maastricht avesse una parvenza di serietà, insomma, ci si capisce. Il meccanismo era molto chiaro: ci leghiamo le mani monetariamente così che abbiamo spazio fiscale, non dobbiamo pagare il 10% di interessi. Una volta che non dobbiamo pagare il 10% di interessi sul debito, riduciamo il debito e rimettiamo in ordine il paese. Non lo abbiamo fatto, siamo ritornati a pagare non il 10%, ma a pagare lo spread. Ci è arrivata nel frattempo una provocazione in diretta, una frase tratta da un articolo di Mario Giordano: in un minuto regaliamo all'Europa 10.464 euro. Insomma, prima che finirete di leggere questo articolo, dice Giordano, avremo regalato circa 30.000 euro. Ci avrete messo 3 minuti. Cosa ne pensa di questa provocazione? Non so cosa voglia dire. Com'è che li regaliamo? Non lo so, nemmeno io, non ho mandato di più. Cosa voglia dire? Non lo so. Non so in che ambito. Dubito, ma non so cosa voglia dire. Che ci spieghi come li regaliamo e poi ne possiamo discutere. Rimaniamo su Bagnai, dai, visto che le piace, allora. Una domanda di collegamento per passare al prossimo argomento, che è il suo libro. Uno dei punti di forza sicuramente che non possiamo negare del lavoro di Bagnai è quello di essere molto facilmente comprensibile per le masse, e anche molto coinvolgente anche per lettori non specializzati, non avvezzi alla materia economica.
secondo lei scendere nei contenuti in maniera corretta, approfondita, però facendo attenzione alla tecnica di comunicazione, è una strategia corretta? A volte noi liberisti non pecchiamo un po' di saccenza o di eccesso di tecnicismi? Senti, l'ho visto questa cosa sulla scaletta, sono assolutamente, completamente in disaccordo su questo punto. Con te dico. Cerco di spiegarti. Allora, due cose, di spiegare la mia posizione. Due cose. Ehm, il primo punto è, Bagnai ha scritto un libro eh, che non so se tu hai letto. Io non sono arrivato in fondo, ma quasi. È un libro difficile. Cioè, nel libro ci sono equazioni, tavole, numeri e tabelle. Ok? Io ho scritto un libro, a me la casa editrice ha detto la prima tabella chiudiamo, non te lo facciamo pubblicare perché in Italia non si leggono tabelle. Quindi non è così vero che Bagnai è stato molto abile, perché questo non diminuisce la sua abilità, è molto abile, perché quello che ha cercato di fare in quel libro è di dare a se stesso una, come dire, reputazione di solido economista accademico che non aveva. Ok? Gli è venuta da lì, quindi ha usato parole difficili, tabelle, figure ed equazioni che la gente non capisce per dire alla gente guardate come sono intelligenti. Okay. E poi è andato in TV a raccontare la cosa. Quindi non sono affatto d'accordo che, come dire, lui sia stato così abile in una direzione sola, cioè nella direzione di parlare semplice, anzi, ha combinato le due cose con una certa abilità. Il parlare difficile che gli dà, come dire, reputazione e il parlare semplice in TV. Ora, però la questione non è il parlare semplice. La ragione per cui Bagnai ha avuto così tanto successo e altra gente meno abile e meno preparata di lui è una sola. Bagnai dice le cose che la gente si vuole sentir dire. Qui non è una questione di liberismo o non liberismo, qui è una questione di prendere uno che Il populismo e forse. continua a bere, guarda che non c'è problema, io sono un professore, continuo a bere, non è il bere che ti fa star male, è quello che l'alcolizzato vuole sentirsi dire. Se tu ovviamente, come dire, proponi lacrime e sangue, è molto più difficile farsi ascoltare. Puoi usare tutte le parole semplici del mondo, ma è molto difficile farsi ascoltare. Io, come ben sai, assieme a Michele e tanti altri, abbiamo fatto questo blog, sono 8 anni, sono più di 8 anni che scriviamo su Noise from America, e il nostro tentativo lì è stato proprio quello. Poi la gente ci dice ogni tanto che siamo anche troppo aggressivi oppure che siamo troppo accademici, però non lo siamo affatto, voglio dire, nel senso è stato proprio un tentativo ci sono sicuramente cose complesse, ma è stato proprio un tentativo di parlare semplice e che ha avuto anche un minimo di successo, insomma. Io Infatti non questa credo che il domanda problema voleva sia quello. essere, Il problema non è quello, il la domanda problema è voleva che essere cose che... volutamente provocante per introdurre quello che poi è il suo libro, dove appunto in Favole e Numeri, l'ultima opera del professor Bisin, è un libro dove si presenta l'economia, la cattiva economia un po' come la cattiva medicina, cioè un qualcosa in grado di fare veramente molto male a un sistema paese e quindi anche alle popolazioni di questo paese. L'esercizio che effettua il professore in questo libro è quello di assoggettare a una stringente verifica logica e quantitativa una serie di tesi, a volte anche populiste, comunque tesi molto, molto di moda, largamente proposte all'opinione pubblica, tanto da diventare di senso comune, ma in realtà mai debitamente organizzate, se non con questa parvenza di prosopopea accademica alla Bagnai di cui parlava adesso il professore. In due parole, come è nata l'idea di questo libro e quali intenti appunto, si proponeva, e poi facciamo un esempio di 3 favole che lei ha sfatato. Sì, sì, no, l'idea del libro è nata abbastanza dal blog, insomma, cioè, dopo il blog ho cominciato a scrivere, appunto, come dicevi tu prima, per la Stampa Repubblica, il nome è un pochino girato, mi hanno chiesto di scrivere un libro, ho pensato a come l'idea mi piaceva, mi interessava, diciamo, avevamo fatto prima un libro tutti assieme su Tremonti,
ma questo era un tentativo, diciamo, mi davano spazio, molto più spazio individuale, ed era una casa editrice più seria, ehm, che è EGEA, quella dell'Università Bocconi. Mi hanno lasciato completa libertà, e quindi, diciamo, il mio è stato un tentativo di vedere come mettere insieme alcune delle cose che avevo fatto. Buona parte del libro, diciamo, è un tentativo di dare una struttura logica coerente a tante delle cose che avevo scritto, pensato in questi anni, e quindi di cercare una scatola, un meccanismo in cui, diciamo, in cui si potesse spingere la questione sul dibattito. L'idea delle favole dei numeri, diciamo, non lo so come mi sia venuta, ma insomma, a un certo punto mi è venuta. Mi sembrava un'idea, insomma, sembrava una chiave abbastanza forte per fare questa cosa, cioè per argomentare. Noi ci siamo buttati, per dire, noi, dove noi e Noise for America ci siamo buttati in un dibattito difficilissimo, per questa ragione, perché stiamo combattendo, perché abbiamo combattuto e stiamo combattendo contro gente che dice tutto sommato stupidaggini, ma lo dice spesso, non tutti ovviamente, ci mancherebbe, ma insomma spesso ti trovi di fronte a stupidaggini che è molto difficile argomentare, contro le quali è molto difficile argomentare, proprio perché sono le cose che la gente si vuole sentir dire, e quindi sono appunto le Allora, fatte. andiamo a vedere qualcune di queste stupidaggini. Facciamo un lavoro molto alla Mythbuster di D-Max, non so se ha mai visto il programma. Cerchiamo di sfatare qualche favola. È tutta colpa del liberismo. Sì, ovviamente questa è una follia. Io ho sempre detto che non mi considero liberista, e lo dico anche a mo' di provocazione, tanto perché non lo sono mai stato veramente, ma anche a mo' di provocazione, nel senso che in Italia, il problema in Italia non i problemi in Italia sono tali e tanti, e sono tutti in una direzione, cioè nella direzione di troppo Stato, che non c'è bisogno di un liberista per argomentare che in Italia ci vuole meno Stato. E in Italia ci vuole meno Stato. Quindi pensare è tutta colpa del liberismo è una completa e totale follia, che va contro ogni evidenza empirica. In Italia non c'è mai stato liberismo, non ci sono mai state politiche liberiste, abbiamo uno Stato enorme, intrusivo, estremamente inefficiente. Non bisogna essere liberisti per dire che uno Stato enorme, intrusivo, estremamente inefficiente deve essere ridotto. La globalizzazione è il male assoluto o in realtà è un bene per i paesi emergenti del terzo mondo? È un enorme bene per i paesi emergenti del terzo mondo. È il male assoluto, cioè è un male per le classi medie, del mondo sviluppato. Queste sono quelle che pagano il prezzo, e che bisogna aiutare come dire, a uscirne. Ma chi paga il prezzo della globalizzazione sono le classi medie in Europa e negli Stati Uniti. L'India e la Cina sono felici e giocondi, ci mancherebbe, sono ben lontani dallo stare bene, cioè i livelli di povertà sono immensi, ma qualunque dato sulla distribuzione della ricchezza a livello mondiale ci sta dicendo che la distribuzione della ricchezza si sta riducendo, e si sta riducendo a causa della crescita in India e in Cina, e anche un pochino in Africa. In Africa purtroppo ancora molto poco, ma sta cominciando anche lì. Quindi assolutamente no, bisogna proteggere le classi medie nei paesi sviluppati, indiscutibilmente. Siamo stati attaccati dalla finanza e in particolare dagli speculatori. Ecco, sì, non siamo stati attaccati da nulla, siamo stati attaccati dalla finanza, ma gli speculatori non è un nome cattivo, non va interpretato in modo cattivo. Quello che è stato successo, mamma mia, quello che è successo è che gente che ci ha prestato dei soldi a un certo punto ha avuto paura che non glieli ridesse. E questo è una cosa assolutamente normale, non c'è niente di speculazione in questo. Se presto dei soldi a qualcuno e temo che non me li ridia, mi preoccupo. Senta, prima mi ha mezzo bruciato una domanda, una battuta più che altro. Dal suo libro si capisce che lei ha una certa antipatia per il premio Nobel Krugman. Sì. Racconta troppe favole a suo modo di vedere. Krugman è un caso affascinante, perché ovviamente non sta certo a me dirlo, da economista di gran lunga inferiore da tutti i punti di vista. Krugman è un grandissimo economista, è un uomo che
è un uomo che non solo è un grandissimo economista, ma è un uomo che comprende in maniera molto profonda, come dire, i trend economici, l'economia reale. No? Uno può essere un grande economista ed essere un teorico, oppure essere molto specializzato, molti di noi lo sono. Krugman non lo è, Krugman è veramente una di quelle persone che capisce bene come vanno le cose in profondità. Lo ha dimostrato per anni e anni, ha scritto dei libri meravigliosi prima di cominciare a scrivere per il New York Times. Recentemente ha preso delle posizioni veramente che a me danno, che mi preoccupano molto, perché sta utilizzando, con la grandissima abilità che ha, sta utilizzando il suo nome, ma soprattutto la sua comprensione di cosa sta succedendo, con fini spaventosamente ideologici. E lo fa con grandissima abilità strategica, per cui uno legge un articolo e capisce, da economista, si capisce esattamente, chiaramente, dove sta barando da un punto di vista logico, si vede, okay? Se uno ci sta attento si vede. È una cosa che alcuni hanno provato a fare, è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, ma non sono bravo a sufficienza, non sono noto a sufficienza per farlo. Veramente sarebbe il caso di andare a guardare queste colonne del New York Times una per una, perché si trovano gli errori logici e non solo, e si capisce chiaramente che non sono errori, nel senso che lui sa benissimo che li sta facendo. Cioè non sono errori, sono momenti in cui Krugman gioca, come dire, scivola via, gioca, argomenta forte della sua abilità, gli esatto, piazza ad hoc. Lo fa scientemente, secondo me, lo fa scientemente con grandissima abilità. E pone la questione di che cosa significa essere un economista nel dibattito pubblico, la pone, diciamo, pone questa questione in maniera drammatica. È una questione che chiunque, io nel mio piccolissimo e tanti altri che fanno molto meglio di me dibattito pubblico, è una questione fondamentale. Bisogna stare molto attenti nel dibattito pubblico, perché non si parla i nostri argomenti non sono visti dal pubblico come argomenti che valgono di per sé, ma sono spesso visti come gli argomenti degli esperti. Certo. Il pubblico non è in grado di vedere il giochetto di Krugman, e quindi bisogna stare molto attenti. È proprio una questione di onestà intellettuale. Quando il nostro canale diventerà più importante le organizzeremo un confronto con Krugman, così potete confutarvi a vicenda. Io sono stato con Krugman nella stessa università, siamo stati colleghi per 3 anni, non l'ho mai visto. L'ho visto, io sono stato al MIT con Krugman, non credo di avergli parlato mai una volta, quindi puoi immaginare se ci così. L'ho parlato ai tempi quando io ero in Bocconi, lui è venuto a fare un corso e in quel caso era stato delizioso in realtà. Era stato molto piacevole, ma era un Krugman precedente, era un Krugman diverso. Facciamo un passo indietro veloce. Prima parlavamo degli interventi di salvataggio delle banche che ha operato l'amministrazione Obama durante la crisi. Renzi ha da poco consentito al decreto Salva Roma. Ci vede delle analogie? Beh sì, non tanto con le banche, non particolarmente con le banche, vedo delle analogie, sì e no, diciamo, sì, non avrebbe, diciamo, l'analogia sta nel fatto che queste cose non si fanno perché c'è l'azzardo morale dietro, non si fanno perché domani c'è Napoli e dopodomani c'è Milano, Genova, Torino, non so chi. Okay? Quindi è chiaro che queste cose non si fanno, o che quando si fanno bisogna imporre condizioni. L'analogia più importante, e quindi in questo senso sì, hai ragione ovviamente, la stessa cosa, l'unica, visto che io non sono liberista, ti faccio notare che non è solo Obama, anche Bush è venuto e si è comprato e ha fatto esattamente la stessa cosa, anzi, lui in realtà stava uscendo, non capiva cosa stava succedendo, ma insomma fra Summers e Paulson hanno fatto cose allucinanti. Ma vabbè, no, dunque l'analogia chiaramente c'è in questo senso, nel senso che intervenire in aiuto senza porre condizioni tipicamente significa dover continuare a reintervenire. E questo è quello che ha fatto Renzi. Diciamo, l'analogia più interessante, questa è una cosa che purtroppo non ho avuto tempo di fare, ma avrei tanto voluto fare per Noise from America. L'analogia più interessante sarebbe quella di farla con la crisi di New York del 74. Nel 74 New York ha avuto una crisi molto simile, è praticamente fallita,
per le stesse ragioni, cioè perché avevano speso diciamo, la città era gestita in maniera estremamente inefficiente, aveva un debito pubblico immenso, che non, era un debito, vabbè, insomma, non entrare nei dettagli, ma era un debito che non esisteva, ma erano promesse future attraverso sistemi di pensione e di sanità, che i debiti sono minimi, i debiti municipali sono. Insomma, comunque è successa è stata questa cosa famosissima, che la città ha chiesto aiuto al governo federale, il presidente allora era Gerald Ford, e il presidente ha detto di no, e c'è stato questo, adesso non mi ricordo più quale giornale, non il New York Times, un altro giornale americano, un altro giornale di New York, aveva titolato Ford to City, Go to Hell, o qualcosa di simile. E diciamo poi in realtà il governo federale è in parte intervenuto, eccetera, però questo ha dato lo stimolo alla, veramente, cioè è difficile ovviamente fare argomentazioni causali, ci sono tante ragioni, però la città è risorta, cioè non è solo questo, ci mancherebbe, è successo di tutto che ha aiutato la città, però il fatto che la città abbia dovuto rivedere i propri debiti, abbia dovuto ricontrattare tutto quanto, ricontrattare la posizione con i sindacati pubblici, ricontrattare, alzare le tasse anche, è stato necessario alzare le tasse, hanno fatto ogni sorta di cose, questo ha risollevato tutto, diciamo. Essenzialmente poi alla fine Ford è intervenuto, ma è intervenuto ponendo condizioni durissime. Questo è quello che doveva fare Renzi, non si poteva non intervenire, ma bisognava imporre condizioni durissime. Ok. Le faccio le ultime un paio di domande flash, una che ci è arrivata da casa e una poi cambiamo argomento, poi stiamo arrivando all'oretta, direi di chiudere, la liberiamo. La domanda che ci fanno da Facebook è: la deflazione è per forza un male, a suo avviso? Non può essere un riequilibrio dei prezzi se non troppo estesa nel tempo? E a tal proposito, come mai allora il Giappone è rimasto in deflazione per anni, se dovesse essere un qualcosa di negativo? Sì, dunque, la deflazione fa molta paura, ma è una di quelle cose che fa paura come fa paura l'inflazione, nel senso, per deflazione si intende un continuo e persistente declino dei prezzi. Questo fa molta paura perché ovviamente se tu ti aspetti che i prezzi declinino in futuro, aspetti a comprare, diciamo, e quindi questo ha effetti sulla domanda drammatici che si rigenerano, che si autogenerano, quindi una deflazione persistente fa molta paura, è fuori discussione che fa molta paura, così come un'inflazione persistente fa molta paura. Quindi un minimo, un breve, relativamente rapido riaggiustamento dei prezzi no, è probabilmente anche necessario, si può avere in tanti modi, ma il riaggiustamento dei prezzi di per sé, diciamo, per un breve periodo non fa paura. Una deflazione di lungo periodo come quella in Giappone invece sì fa paura, proprio perché diciamo, si è abbastanza bloccata l'economia e le aspettative di deflazione hanno fatto sì che l'economia giapponese per tanto tempo non è cresciuta, e quindi in questo senso sì, diciamo, fa paura, ma fa paura nel lungo periodo. La cosa breve no, ma come l'inflazione, la deflazione è difficile da controllare, no? Per cui questa è la ragione per cui siamo tutti un po' terrorizzati, perché se inizia c'è il rischio che il calo di domanda dovuto al fatto che le aspettative di deflazione generano aspettative di prezzi inferiori domani e quindi meno domanda oggi, il calo di domanda genera ulteriore deflazione, che genera ulteriore calo di domanda, che genera ulteriore deflazione. Quindi quando parte è difficile fermarla. Allo stesso modo dell'inflazione, quando parte aumentano i salari perché il potere d'acquisto scende, quindi aumenta l'inflazione, quindi aumentano i salari, quindi aumenta l'inflazione. Quindi questi meccanismi sono quelli che spaventano. Perfetto. Facciamo un salto, veniamo al paese da cui prima ha preso le distanze dicendo voi, all'Italia. Due domande flash: cosa ne pensa del referendum per l'indipendenza del Veneto, visto anche le sue origini, e come interpreta il segnale di un'affluenza così elevata, anche considerando le spinte ad uscire dall'euro in caso di indipendenza? Sfatiamo anche il mito che il Veneto potrebbe farcela da sola o lo avvaliamo? Ma sai cosa vuol dire farcela da sola? Da sola certamente no, ma è un pochino la stessa questione della Catalogna.
io potrebbe farcela da sola no ovviamente, però una Catalogna all'interno dell'Europa potrebbe farcela benissimo, no? Lo stesso è per il Veneto. Diciamo, io penso, io non sono, come dire, indipendentista in nessun senso, Lei credo che avrebbe votato no. no, non lo so onestamente, no, non lo so, cioè sì, probabilmente avrei votato no. Ma sono molto, diciamo, credo che ci sia fondamentalmente una questione del Nord, credo che la Lega l'abbia distrutta e rovinata, ma credo che la questione ci sia fondamentale e credo che che il referendum mandi un chiaro segnale, per questo ho esitato sul no e sì, nel senso, come segnale credo che sia assolutamente positivo, è assolutamente fondamentale affrontare la questione del federalismo fiscale nel nostro paese in una maniera seria ed intelligente. Purtroppo, come dire, il Veneto, come buona parte del Nord, si è giocato un bel po' di reputazione andando dietro la Lega per quanti anni? 15 anni, 20 anni. Questo è un problema, cioè è un vero problema. Era difficile prima ed è molto difficile adesso argomentare come dire, a favore dell'indipendenza dopo che diciamo, queste idee hanno seguito un gruppo di personaggi e comunque anche un modo di manifestare le idee così assolutamente suicida come quello della Lega. Questo non toglie che il problema sia fondamentale, credo anche che l'Italia non ne esca, anche il Sud non ne esca fino a che il problema non sia risolto. Ok, l'ultima domanda, visto anche i suoi interessi sociologici, in sociologia, in Italia molti puntano il dito sulla disuguaglianza sociale, sul fatto che il 45% della ricchezza sia detenuto da un 10% della popolazione. Sì. Pensa che effettivamente quello della disuguaglianza sociale sia un problema presente in Italia e così pesante? Se sì, quali indicatori considererebbe per la valutazione di questo problema e quali le soluzioni? Sì, dunque, credo che sia un problema. Credo che sia un problema rilevante, che credo che non sia un problema unicamente italiano. Credo che sia un problema in tutto il mondo sviluppato, si fanno le stesse argomentazioni negli Stati Uniti. Credo che in Italia sia forse un pochino peggio, nel senso che in Italia la mobilità sociale, negli Stati Uniti anche si dice che gli americani amano pensare di essere un paese con grande mobilità sociale, in realtà ce n'è molto poca anche qua. Ma comunque in Italia la mobilità sociale è molto bassa. Eh, Questo è un problema grave, quindi la mobilità, la disuguaglianza è una cosa diversa dalla mobilità, no? E questo è il punto fondamentale, nel senso è perfettamente possibile che una grossa disuguaglianza, una anche notevole disuguaglianza sia, come dire, strutturale a uno sviluppo di economie di mercato. Quello che è più preoccupante è che i ricchi siano sempre gli stessi. Questo è ovviamente la questione della mobilità sociale. Questo è chiaramente è un grosso problema, è fuori discussione che è un grosso problema. Credo che in Italia il problema sia ancora più grave perché c'è questo gradiente geografico, no? Per cui non è solo che il paese che la ricchezza è mal distribuita, ma è anche in Mal generale, distribuita anche geograficamente. ovviamente fra nord e sud. Questo è un problema grosso, la questione meridionale è un problema fondamentale del paese, non c'è solo la questione del nord. È un problema fondamentale, quindi credo che in particolare in Italia la questione della distribuzione della ricchezza sia un problema grosso. Come affrontarlo ovviamente è un problema troppo grosso anche solo pensarci, ma sono assolutamente convinto che non si possa farlo senza agire prima di tutto sulla questione meridionale. Ovviamente ne stiamo parlando da 200 anni e quindi non sarò io a risolverlo, però credo che la questione meridionale sia in Italia diciamo, l'elemento di prim'ordine in termini di distribuzione della ricchezza, sia veramente l'elemento fondamentone. Dall'unità d'Italia ad oggi è sempre stato così, Esattamente. insomma. L'unità d'Italia d'oggi lo è sempre stato, la questione sono un pochino, la, cosa, la, la distribuzione è un pochino migliorata insomma, negli anni 70, 60-70 e poi è ripeggiorata drammaticamente ancora. Il problema è lì, è ancora tutto lì ed è il nostro grande problema di crescita a livello istituzionale e culturale, è tutto lì.
Va bene, professore, direi che vista l'ora, almeno qui da noi in Italia, possiamo chiudere qui. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in diretta streaming, ringrazio lo staff tecnico che rende sempre possibili queste dirette, Gianluca, la preziosissima opera di regia di Gianluca e di Chiara, il coordinamento di Lorena e la preparazione tecnica di Leonardo. Soprattutto ringraziamo il professor Bisin per la disponibilità e la chiarezza nel rispondere alle nostre domande. No, grazie a voi, grazie a voi. Se vi è piaciuta questa intervista vi do una sorta di compito: domani pubblicate gli spezzoni di questa intervista che metteremo in rete sulla bacheca di 2, 3, 4 amici, vi costa il tempo di un click, però ci permette di diffondere in maniera sempre più virale il messaggio che un nuovo modo di fare politica, un'alternativa politica concreta, liberale, veramente fattiva è possibile anche in un paese come l'Italia. Ci vediamo nelle prossime settimane con un po' di sorprese che stiamo studiando. Vi invito a continuare a seguirci su Facebook, Giovani per Fare, il gruppo, su Twitter @giovaniperfare, su YouTube e sul blog giovaniperfare.blogspot.it. Buonanotte a tutti, buonanotte professore, grazie per la giornata a lei. Grazie mille, è stato un piacere.